E ancora, altro regista, il titolo del suo film è Ovunque proteggimi, Bonifacio Angius, che racconta il suo film al Torino Film Festival. Ovunque proteggimi è un film sicuramente non a tema, perché io non faccio film a tema, io faccio film su personaggi che poi sfiorano anche temi. È un film che racconta l'incontro tra due solitudini, Alessandro e Francesca. Alessandro, un musicista di musica folk sassarese, che poi sarebbe un miscuglio tra musica sudamericana e musica flamenca andalusa, e una donna con alle spalle una vita di macerie. È un film che parla di famiglia, è un film anche fatto in famiglia, visto che l'attrice protagonista Francesca Niedda, l'attore che fa il bambino è la mia compagna e mio figlio. E poi per quanto riguarda Alessandro Gazzale, siccome abbiamo fatto diversi lavori insieme precedentemente, è come se fosse un fratello maggiore, quindi questo è un'idea che mi piace molto, perché mi avvicina un po' a quel metodo, mi piace sognare, insomma, mi avvicina alla modalità di lavoro di uno dei miei registi preferiti, che è John Cassavetes. È un film che io non oserei chiamare road movie, ma è un film più che altro itinerante, ambientato in una Sardegna estiva ad agosto. È un film figlio di un cinema forse un tempo popolare, ora quasi dimenticato, con uno stile narrativo che si beve come un bicchiere d'acqua, in maniera molto chiara, con dei sentimenti cristallini, in cui ci sono anche diverse ambiguità nei rapporti tra i personaggi e nella possibile interpretazione che il pubblico potrà dare ai personaggi, con cui io mi sono un po' divertito a giocare. Poi che dire, è un film che cerca di racchiudere in un unico corpo quel cinema che mi ha fatto innamorare dello schermo quando ero adolescente. Quindi insomma sono riuscito, almeno nel mio intento, di realizzare innanzitutto un sogno, perché nei miei desideri c'era sempre stato il desiderio di fare un film che parlasse di famiglia fatto in famiglia, e un film che cercasse di racchiudere tutti quegli elementi espressivi, quindi dalla ribellione, dalla solitudine, dai perdenti, dalla voglia di rivalsa, al melodramma, all'utilizzo della musica, della colonna sonora come elemento protagonista in un unico corpo. Quindi questo è Ovunque proteggimi, che il 26 alle 5 al Cinema Massimo farà la sua prima mondiale al Torino Film Festival, e poi dal 29 uscirà in sala in Italia. Per Bonifacio Angius invece, Bonifacio, la presenza, essere al Torino Film Festival. Bonifacio. Beh, sicuramente è un onore essere in un festival importante come il Torino Film Festival. Poi io in gioventù ho mandato circa 3-4 cortometraggi in selezione, non li hanno mai selezionati. Questa volta invece il mio secondo lungometraggio è stato selezionato, quindi sono più che felice e onorato di parteciparvi.